Sardegna, un'isola da vivere, da raccontare, ma soprattutto da amare. L'Ogliastra è una terra di incantevole bellezza, situata lungo il versante orientale della Sardegna. Qui la splendida natura dell'isola offre il meglio di sé. Ulassai è una delle perle di questa parte di Sardegna, una località circondata da numerosi e caratteristici massicci rocciosi, denominati tacchi, che si ergono a picco raggiungendo altezze vertiginose. In questo centro dell'isola è ricchissimo il patrimonio carsico e ipogeico, in cui spiccano le bellissime grotte dei Islianas e dei Sumarmuri, una delle più grandi e imponenti della Sardegna. Ci troviamo nel cuore di paesaggi intatti, ricchi di querce, agrifogli, essenze tipicamente mediterranee e poi corsi d'acqua, laghetti e cascate. Un tripudio di natura sovrastato da numerosi e imponenti picchi calcarei. Le grotte di Sumarmuri sono opere di inestimabile valore artistico. Sono considerate tra le più importanti d'Europa e si estendono per oltre 850 metri, visibili con picchi di altezza di ben 70 metri. Colpiscono in questa grotta la maestosità dell'ingresso, l'ampiezza delle diverse sale interne, la varietà della roccia, le diverse tonalità di colori e poi le dimensioni delle stalatiti e delle stalagmiti. Al loro interno la temperatura non supera i 10 gradi e si caratterizzano per una suddivisione in sale, ognuna delle quali particolare e diversa dalle altre. Il percorso dura all'incirca un'ora e lungo quasi 1 chilometro. Le grotte sono anche molto importanti a livello faunistico, perché a livello nazionale è la grotta dove c'è la presenza di circa 30.000 pipistrelli che vengono a svernare. Arrivano da tutta la Sardegna, trovano le condizioni ottimali e rimangono per tutto l'inverno. A Ulassai non si parla solo di grotte, ma c'è un turismo alternativo che in questi ultimi anni ha preso piede. Si parla delle arrampicate, dei sentieri, del ciclocross. Oltre a un turismo ambientale, c'è anche un turismo culturale che oggi con la stazione dell'arte, con le opere d'arte da Maria Lai, si sta sviluppando un turismo culturale. Così come i cantastorie, vagando di città in città, narravano vecchie credenze popolari, racconti fantastici o tratti dalla realtà del tempo, allo stesso modo Maria Lai districa i fili della memoria, cuce e scuce liricamente infinite pagine di vita. Donna esile e di grande talento, dai tratti gentili e il carattere forte. L'artista di Ulassai ha creato con le sue opere contesti unici dal significato universale, ha spaziato nei sentieri dell'arte con curiosità e con inventiva, tracciando percorsi che coniugano memoria e bellezza, fantasie e libertà. Ovviamente parlando di questo centro della nostra isola non potevamo non citare la grande artista Maria Lai. L'arte sembra un nulla, come l'aria, ma è indispensabile all'esistenza. Con queste parole noi chiudiamo la nostra puntata. Io vi invito sabato prossimo a stare con noi per un nuovo viaggio di Sardegna da mare. E ricordatevi sempre che chi ama la Sardegna viaggia con noi, viaggia con Sardegna Live.